Il Parco archeologico della Valle dei Templi si dice soddisfatto dei dati relativi all'edizione 2018 della Festa del Mandorlo appena conclusa. Stando ai numeri forniti, si può parlare di presenza massiccia del pubblico anche per quanto riguarda il Palacongressi, tornato fruibile in occasione proprio della festa. 8.000 sono stati gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli nella struttura. Successo anche per quanto riguarda le manifestazioni collaterali, a cominciare dalla Mandorlara. A dare un tocco di novità gradevole alla festa di quest'anno è stato sicuramente l'utilizzo proprio del Palacongressi. La struttura del villaggio Mosè era stata rimessa a nuovo grazie al parco archeologico che è riuscito ad arrivare in tempo per la riapertura in occasione del Mandorlo. Ma se gli organizzatori sono soddisfatti dei risultati, vi sono altri dati che fanno discutere, emersi fino a ieri con diverse telefonate alle redazioni, compresa la nostra, di cittadini che domenica si sono letteralmente sentiti sequestrati per l'intera giornata. Nel pomeriggio, in coincidenza dello spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia, si sono registrati i casi più gravi, con gente bloccata ai varchi. Raggiungere San Leone è stato praticamente impossibile se non dopo oltre 4 ore. La situazione in mattinata è stata aggravata dai pullman turistici parcheggiati in modo particolare nella zona nord della città, sfuggiti ai controlli e praticamente alla tassa di stazionamento. Un'anarchia che si poteva evitare con una maggiore attenzione. Invece ad essere efficace è stato solo il servizio stradale con totale blocco della viabilità che, come dicevamo, ha riguardato anche casi particolari. Per evitare in futuro conseguenze e facili polemiche sarebbe opportuno, in occasione di grandi appuntamenti come la festa del Mandorlo, di sedersi attorno ad un tavolo al fine di attuare un piano che sappia salvaguardare in primo luogo la sicurezza e la libertà della gente, che sia festa, insomma, nel rispetto di tutti.